Buongiorno da Leandro Maggi, buongiorno da Rosolina Mare, siamo al microfono con Alessio Martinello, sentiamo i motori della Ruspadina, degli amanti del cross nella pista nei Sette Bagni vicino ai Bagni del Moro, però c'è una brutta notizia, Ruspadina della Befana annullata, come mai Presidente? Diciamo che un po' era nell'aria perché si poteva immaginare che potesse succedere questa cosa. Sinceramente non è che proprio ci viene novità, naturalmente noi speravamo sempre di riuscire a farla, anche perché ormai è una tradizione, niente di competitivo, non si vince niente, però tutti gli anni facevamo sto evento che denominata Ruspadina della Befana e pensavamo insomma di riuscire a farla anche quest'anno, invece no, perché sembra che venga dall'alto, che tutte le manifestazioni paesane questa entra dentro il programma del paese e sono state praticamente cancellate o annullate, come si voglia dire, perché abbiamo avuto notizia dal sindaco che anche lui cancella tutti i suoi eventi in piazza e automaticamente questo è come fosse un evento in piazza, però il Super Mare Cross verrà fatto o no? Il Super Mare Cross, essendo che è un evento internazionale, lì diamo molto dalla federazione e quello lì per il momento non va a intaccare su quello che stiamo facendo adesso, ecco. Perfetto, incrociando le dita e naturalmente ringraziandola sempre per la disponibilità. Naturalmente facciamo gli auguri a lei e al suo motoclub e soprattutto di riuscire perlomeno a fare il Super Mare Cross, che è un evento a livello internazionale importantissimo. Sì, infatti quello lì sì, non è una festa di paese, è una cosa importante per la nostra nazione, ecco.